Ancora cavalli di 3 anni sul miglio, questa volta campo più affollato, sono 15 dietro l'autostart, 1 Jupiter Lux, 2 Gian Gastone Clat, 3 Julius Coll, 4 Greg di Girifalco, 5 Jackie RL, 6 Gerda di Meletro, seconda linea 7 Galapago, 8 Geskampf, 9 Guinness Matley, 10 Grace Time Q, 11 Galastecca, 12 Goccia Prad, in terza fila 13 Glacial Storm VEC, 14 Ghost Style Horse, 15 Ginko SM. Corsa piuttosto incerta con Goccia Prad, Jupiter Lux, Julius Coll molto seguiti, macchina che accelera. Dall'esterno è Gerda di Meletro che va con numero 9 Guinness Matley squalificato nei confronti di Julius Coll che precede Jupiter Lux. La mette subito sul ritmo Gerda di Meletro che va via spedita, completa in 14,2 i primi 200 metri di gara. Julius Coll cerca di riportarsi sotto, ma l'andatura è piuttosto sostenuta anche sulla retta delle scuderie, ritmo rovente, quello imposto dalla leader che completa il quarto in 28,7. Un po' scatenati in avanti Gerda di Meletro che sta andando via comunque di gran lena. Si è avvicinato comunque Julius Coll che si trascina Jupiter Lux e tutti gli altri in fila indiana, dura per i cavalli all'esterno a questi ritmi. 44,4 il passaggio ai 600 con Gerda di Meletro. Comunque ha speso in questa fase iniziale di gara, ora è a ridosso Julius Coll che si trascina Jupiter Lux e quindi Greg di Girifalco, ancora all'esterno il tentativo di Goccia Prad che però è ancora lontana dai primi, chilometro che viene coperto nell'ordine del 1:15,1 e sempre leader Gerda di Meletro. In seconda posizione rimane Julius Coll, poi Jupiter Lux, gli altri più indietro. Poco più di 400 alla conclusione con Julius Coll che ora va all'attacco. A 400 dal palo Julius Coll si porta all'esterno di Gerda di Meletro e sembra in grado di potersene sbarazzare a metà della curva conclusiva. Gerda però prova a ripartire, insiste Julius Coll. Julius Coll all'attacco su Gerda di Meletro che 15, si difende ma passa Julius Coll a 100 dalla conclusione. Julius Coll in netta evidenza nel finale, viene a concludere nei confronti di Goccia Prad, mentre al terzo posto finisce Grace Time Q. 1:15,5 con 31,4 a chiudere, ha cercato di farla pesare gli avversari Gerda di Meletro, ma aveva in schiena proprio il Julius Coll che è andato poi a vincere, oggetto di numerose giocate. Julius Coll come anche Jupiter Lux. Julius Coll però non fallisce, segue tutta strada Gerda di Meletro. Jenny Riccio la sposta ai 400 conclusivi e in arrivo se ne va per vincere agevolmente. Il successo dunque per Julius Coll e Gennaro Riccio per conto del signor Vincenzo Gammella.